Buona giornata e bentrovati, ultima edizione, ultima puntata di questa settimana del dopo tutte le feste e allora andiamo subito a parlare di sport, naturalmente grazie a www.venetoglobe.com, la nostra web tv dove trovate tutto in modalità on demand e naturalmente sul canale 95 di Caffè TV 24 che trasmette su tutto il nord Italia, parte dell'Emilia Romagna e delle Marche, canale 95 comunque per quanto riguarda Veneto e Friuli, Venezia Giulia. Vediamo l'angolo sportivo, cominciamo subito parlando di Olimpiadi 2026, vedete Milano-Cortina, oggi a Losanna viene presentato il dossier di Milano-Cortina Olimpiadi del 2026, il CIO comunque deciderà a giugno ed è una proposta, quella che viene proposta, scusatemi il gioco di parole, a low cost di coesione tra Milano e Cortina. Zaia è molto fiducioso. Andiamo in Serie A adesso per quanto riguarda il calcio, tutte ancora in vacanza le squadre, tranne naturalmente quelle che iniziano a giocare sul serio per quanto riguarda la Coppa Italia che inizierà domani, sabato 12, con Lazio-Novara, Sampdoria-Milan e Bologna-Juventus. Poi la settimana entrante avremo la Supercoppa Italiana mercoledì 16 a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan. Qui vedete le squadre alla presentazione. Anche la Serie B riprenderà a metà gennaio, così pure farà la Serie C esattamente il 19. Per quanto riguarda invece la Serie D girone C, siamo alla 19esima giornata perché qui la 18esima è stata già giocata nel giorno della Befana e allora vediamo il turno. Adriese Arzichiampo, Montebelluna che va a Chions in Friuli, Cerlins Muzzane Cartigliano, Delta Calcio Rovigo Campodarsego, Este Tamai, Levico Terme Clodiense, Trento San Donà, Union Feltre San Giorgio e Virtus Bolzano Belluno. Al comando 38 punti, sempre l'Adriese, Arzichiampo e Feltre a 32 inseguono Montebelluna in mezzo alla classifica a 26. Eccellenza, girone B, 17esima giornata. Mestre Liventina, Calvinoale San Giorgio Sedico, Eclisse Careni Pievigina Istrana, sarà la gara che le nostre telecamere riprenderanno e seguiranno. Giorgione, Union Pro, Lia Piave, Porto Mansuè, grande gara questa, Lia Piave che cerca la conferma ulteriore in questo campionato, Porto Mansuè che cerca di risalire dopo le battute a vuoto e il cambio di allenatore. Real Martellago Treviso, con il Treviso che prova ad uscire dalle zone basse, dalle zone paludose, però si trova un Martellago che è in forma. Tombolo, Luparense, Union QDP, Vittorio Falmec riposa il Nervesa della battaglia. Luparense in testa a 39 punti, però il campionato è riaperto perché il Lia si è portato a 38, il San Giorgio Sedico a 36. Promozione girone D, 17esima giornata, Favaro Cornuda Crocetta, Lovis Spresiano Caorle, 90 Giulia Sagittaria, Porto Gruaro Pitergina, Portogruaro ancora senza una sconfitta, affronta l'Opitergina di De Pieri. Prodeco Montello Conegliano, Vazzola Fontanelle, Vedelago Sinistra Piave, Villorba Fossalta di Piave. Questo è il quadro per quanto ci interessa del calcio. TVB Basket Treviso, quindi parliamo di questa sconfitta sul campo di Udine, ma parliamo anche del taglio effettuato proprio ieri del giocatore Waynes che lascia la TVB e ora Gracis dovrà cercare un nuovo americano per continuare la stagione. Poi non è detto che sia legato a Waynes il nuovo americano, perché intanto bisognerà cercare un nuovo play, anche se c'è Tomassini che sta recuperando in velocità, però bisognerà cercare un nuovo play. Ci sono dei nomi di italiani già contattati da Gracis e poi tutto questo si legherà al nuovo americano. Prossima gara, domenica, ancora in trasferta e guarda un po' gli americani, se ne troverà un altro contro, ovvero Schwan contro Ferrara. Andiamo a Ponzano dove invece in Serie A2 femminile anche qui c'è stato un taglio concordato dalla società e d'accordo con il tecnico. Maurizio Sottana ed il figlio Luca hanno salutato l'altro giorno. Al suo posto è arrivato Filippo Campagnolo che già conosce l'ambiente di Ponzano perché aveva guidato nei tempi d'oro il maschile. Sentiamolo ai microfoni di Matteo Valente, le immagini sono fornite dalla società. Siamo con Filippo Campagnolo, primo allenamento fra poco con il Ponzano Basket, intanto benvenuto coach. Buonasera a tutti, grazie.
Allora coach, siamo a ridosso del primo allenamento, le tue sensazioni, le tue emozioni a iniziare questa avventura con il Ponzano Basket? Le emozioni sono tante perché è un'esperienza completamente nuova, è un mondo nuovo, è sempre pallacanestro, però per me è la prima volta l'approccio al basket femminile. Cosa ti aspetti da questa avventura? Sicuramente inizi con una partita non facile, un derby, però insomma è un'avventura nuova, piena e carica di stimoli. Sarà una partita strana per me, una partita da vivere sicuramente con le emozioni che devono prevalere sulla tecnica. Hai avuto, diciamo così, grandi maestri che ti hanno già un po' infarinato su quello che sarà il basket femminile. Che cosa ti aspetti da questa tua avventura? Mi aspetto di arricchire il mio bagaglio tecnico e di imparare magari qualcosa in più da questo universo femminile. Senti, per te è un ritorno a Ponzano dopo la splendida cavalcata con la Serie D maschile che portò alla C Silver. Possiamo dire che è un ritorno benaugurante, un ricordo benaugurante? Lo speriamo. Speriamo porti fortuna al Palacicogna, che per me è una palestra un po' magica. Questo Campagnolo, nuovo tecnico del Ponzano, in bocca al lupo e buon lavoro. Sabato c'è il derby con San Martino di Lupari, tra l'altro ci gioca un ex del Ponzano, la figlia di Pasa, l'allenatore del calcio, ex calcio San Donà di Piave lo scorso anno, e sabato la capolista, sabato scorso ha fatto visita al Palacicogna la capolista il Villafranca. Noi ne abbiamo approfittato per parlarne con Nicola Soave, fare un po' il punto della situazione in questo campionato. Un buon inizio di 2019 con una vittoria importante per la vostra classifica, partita anche abbastanza agevole, poi nell'ultimo quarto Ponzano un po' ha rosicchiato un po' di margine. Ma diciamo che ci aspettavamo una partita così difficile e complicata, perché dopo la sosta sono tutte sempre partite molto, molto strane e particolari. Noi sì, bene diciamo i primi tre quarti dove siamo pian piano abbiamo raggiunto i 20 punti di vantaggio, nell'ultimo onestamente loro brave a giocare sempre alla stessa maniera, sbattersi e cercando di recuperare. Noi abbiamo un po' mollato, siamo stati un po' più soft in difesa e non dico che sono tornati in partita, però insomma hanno ridotto parecchio il divario. Per voi adesso l'obiettivo è provare a ottenere il piazzamento migliore in vista della qualificazione per le Final 8 di Coppa Italia? Sì, noi adesso speriamo già stasera magari di poter ottenere la matematica, poi l'ultima con Vicenza cercheremo di ottenere la posizione più alta per poi gli incroci con il girone sud nella Coppa Italia di Campobasso. Che girone di ritorno si aspetta, visto anche gli obiettivi che vi siete posti all'inizio della stagione? Secondo me diventa un girone di ritorno comunque più complicato per tutti, perché anche le neopromosse come Ponzano sicuramente ha trovato una certa amalgama e tutte hanno trovato una certa quadratura, quindi di solito il girone di ritorno la distanza si assottiglia di più e quindi sarà ancora più complicato poter andare soprattutto fuori casa e vincere le partite, quindi sarà più combattuto credo rispetto a quello che è stato magari il giorno d'andata in alcune partite. In bocca al lupo quindi a Nicola Soave e al suo Villafranca. In Serie B la Ruker Sanve ancora in casa sabato al Palasystem di Saccon contro il Lecco nella prima di ritorno. Cambiamo sport, la pallavolo femminile con Limoco vittoriosa a Casalmaggiore contro la Pomì per 3-0. Ha riposato questa settimana, turno che ha portato anche qualche risultato un po' a sorpresa con Novara che si ferma ancora, mentre ieri sera a Monza c'è stato il sorpasso del Busto Arsizio per 3-2 davanti proprio al tecnico Davide Mazzanti. Allora, domani intanto questa è Samadan che giocherà a Busto, in effetti fa bene la regia a ricordarmelo, giocherà a Samadan, giocherà a Busto, dovrebbe essere l'accordo al 100%. Per quanto riguarda invece questo Mazzanti, regolare, ieri ha seguito la partita della moglie, diciamo
diciamo così, di Serena Ortolani contro Busto Arsizio, finita male per 3-2 in casa. Parliamo invece dell'Imoco e parliamo di quella che vedremo domani, o meglio vedremo domenica a pomeriggio alle 17 al Palaverde, il suo esordio, l'americana Loue. Eccola alla presentazione. Allora, benvenuta a Karsta, benvenuta all'Imoco Volley e le tue prime sensazioni. I'm really excited to be here. Seems like molto emozionante di essere qua, è sempre difficile entrare in un club a metà stagione anche perché il club è ben amalgamato, ma lei è contenta di allenarsi e di giocare. Perché ha accettato di venire? Because it's Imoco, perché è Imoco, dunque è un bel team, è competitivo e dunque lei è competitiva, vuole stare qua, dunque si è risposta da sola. Oltre alla connazionale americana, conosce l'ambiente? Non le conosceva personalmente, le conosceva perché ci aveva giocato contro. Ieri si è presentata alle altre ragazze, perciò ha detto ah sì, io ti conosco perché abbiamo giocato contro, sì, perciò adesso le conoscerà però. Anche al mondiale ad esempio incontrò nella partita contro l'Italia, giocavano sia De Gennaro sia Silla sia Danesi, che ricordi ha? Yeah, they're good players. Sono grandi giocatrici, era difficile perché Silla era dall'altro lato della rete proprio contro di lei, e dunque però adesso sono nello stesso team e dunque grandi giocatrici. In questo periodo post mondiale come si è tenuta in forma? So I was in the gym with Karch. Era nel centro loro in California con la nazionale americana, con Kirali, e si è allenata con delle ragazze, con dei ragazzi, insomma con chi c'era lì in quel momento, visto che ormai sono tutti occupati con le squadre, chi c'era lì si allenava, dunque si è tenuta comunque in forma. Ok, allora mio italiano non è buona, però grazie a tutti e sono emozionata a essere qui. Ciao, basta. I don't know. Applauso del pubblico del Palaverde per l'esordio, vedremo Santarelli come userà appunto, anche se è brutto questo verbo, insomma, la giocatrice americana. Lasciamo l'Imoco, lasciamo la pallavolo femminile, tra l'altro a Treviso domenica pomeriggio alle terrazze sarà presentato il raggruppamento internazionale con Repubblica Dominicana, Serbia, Italia, che si giocherà proprio a Conegliano, alla Zoppas Arena di Conegliano, ne parleremo in settimana. Benetton, vi dicevo, Benetton Rugby che sabato pomeriggio a Monigo ha vinto questa gara con Glasgow, atmosfera e umore altissimo, arriva la Challenge Cup con Agen, sentiamo ai nostri microfoni Ezio Galon, tecnico dei tre quarti della Benetton. Siamo a Monigo con Gallon per fare un po' il punto di questa settimana. Sicuramente una bella settimana dopo la vittoria di Glasgow e si è lavorato in tranquillità, in serenità, con grande voglia di fare. Sì, le ultime settimane sono state sicuramente molto intense per noi, per il gruppo, perché ovviamente c'era il doppio confronto con le Zebre, il derby è sempre una partita sentita in Italia. La partita con Glasgow e fortunatamente, non fortunatamente, per meriti dei ragazzi sono stati portati a casa 3 risultati positivi che ci hanno catapultato in seconda posizione della pool e questa è una cosa estremamente positiva, quindi vincere, aiuta a lavorare bene con serenità, quindi la settimana si è svolta in questa maniera, ragazzi sono sereni, hanno lavorato duro, sono molto concentrati su quelle che sono le basi, fare bene le basi e per il resto sono confidenti, stanno lavorando bene, c'è molta energia, abbiamo un gruppo molto ampio, quindi la concorrenza è qua, aiuta ad alzare il livello di energia degli uni e degli altri e quindi insomma il clima è molto positivo. Hai accennato proprio a questo essere in alto, un secondo posto che mai era stato toccato prima. Il challenge importante per i ragazzi è proprio questo, il fatto di capire che non sono lì per caso e di accettare il fatto che sono in competizione in tutte e due i campionati, sia in Coppa che in Pro 14. Mentalmente è una situazione diversa, quindi devono capire che sono lì
perché c'è una ragione, e accettare questa cosa qui, quindi accettare la pressione, abbracciare questa opportunità e lavorare con un livello di dettagli che sono all'altezza di quello che è ormai la posizione di Treviso, quindi come una pretendente a fare bene in una competizione come nell'altra. Quindi ricapitolando, gli obiettivi per queste ultime 2 partite quali sono? A parte vincere? Sicuramente vincere, portare a casa il maggior numero di punti possibili. Noi dobbiamo mirare in alto a livello della classifica e ovviamente per arrivare o primi o migliore secondi, quindi l'unico obiettivo che i ragazzi hanno è quello di fare 5 punti intanto sabato, e quindi è in mano loro adesso per poter riuscire questo obiettivo. Galon è stato gentilissimo perché non ha detto che bisogna vendicare, tra virgolette, la sconfitta di Agen che brucia ancora, e quindi bisogna fare bel risultato a Monigo. Bene, per questa settimana è tutto, noi ci risentiamo lunedì, ma vi racconteremo un weekend pieno zeppo di iniziative. A tutti voi, buon weekend!